Passiamo ora con i 200 stile libero assoluti femmine. Sono previste 4 batterie. Si preparino nella prima Anna Cerrato in corsia 3, Ilenia Fassetta in 4, Amira Matnane in 5. E dunque quarta e ultima batteria, troviamo Francesco Peron per lo Sporting Club Noale, anche per lui il secondo impegno della mattina dopo la prova dei 50 metri. Francesco Peron, più volte campione giovanile dei 100 stile libero, è già medagliato anche nei 200 e nei 50. Un oro e 2 argenti agli ultimi criteri di Riccione, un bronzo ai categoria di Roma. Francesco Peron che è stato nazionale giovanile in più occasioni per la categoria ragazzi nel 2016 e l'anno scorso soprattutto al primo anno di categoria junior, impegnato a Netanya ai campionati europei junior, 2 volte finalista con le staffette degli azzurrini e finalista anche a Indianapolis, erano i campionati del mondo giovanili. Francesco Peron 53 e 74 è stato il suo passaggio, ora rallenta notevolmente, fa 30 e 17 per coprire i terzi 50, questo dovrebbe bastare per entrare negli 8 e disputare la seconda finale per lui questo pomeriggio. Alle sue spalle stabile in seconda posizione Edgar Dose per l'Adria Monfalcone. Pieno controllo delle operazioni, rallenta tantissimo Francesco Peron, arriva comunque la vittoria con il minimo sforzo, 1,54 e 63 che vale addirittura la prima posizione generale. Edgar Dose nuota 1,56 e 24 e si mette in 8ª posizione, ultima utile per l'ingresso in finale.